Evitate di fare progetti imprenditoriali comprando magari dei terreni, dico per quelli del futuro, comprando magari terreni vicino agli asili, vicino alle scuole, vicino agli edifici pubblici o vicino alle case. Penso che questa sia già una regola, non è che voglio far deprezzare i terreni vicino agli immobili e agli edifici, però è pur vero che vicino agli edifici, se vuoi metterci un vigneto, quantomeno deve essere biologico al 100%. Chiaro il messaggio al mondo del Prosecco, che è bene ricordarlo, al momento è il motore economico del primario e non solo nella Marca. Ma come è successo nel passato per i capannoni durante il periodo d'oro dell'industrializzazione, il pericolo sta nell'impatto della produzione con il resto del territorio. Ormai la sensibilità è alta da parte dei cittadini, giustamente, quindi bisogna affrontare il tema con i regolamenti comunali che sono deputati a stabilire le regole. Regole e buonsenso, sottolinea il presidente dei Veneti, per un prodotto che dobbiamo rendere inattaccabile. Ecco perché vicende come quella di San Giacomo offrono il fianco a chi ci critica dall'estero, puntando a denigrare e quindi a deprezzare il nostro prodotto, vincente in tutti i mercati mondiali. Ed ecco perché richieste come quella del prefetto di Treviso ai produttori per maggiori controlli su utilizzo e ricaduta dei trattamenti non possono che essere condivisi in pieno da tutta la categoria. Il nostro settore è uno dei settori, insomma, che effettivamente a livello europeo è più all'avanguardia sulla sostenibilità. Quindi... Insomma, non avete paura? No, non abbiamo paura, siamo disponibili al confronto e anzi la collaborazione con le istituzioni è importantissima proprio perché dobbiamo cercare di salvaguardare in primis le aziende stesse nostre, i produttori e il prodotto e poi quindi i consumatori finali. Ma il futuro del Prosecco è soprattutto sostenibilità ambientale con forti investimenti nel biologico. Un prodotto premiato dai consumatori, considerando che nell'ultimo Vinitaly il biologico ha conquistato un 30% in più di tutto il mercato mondiale. Ed è in questa prospettiva che la Regione ha stanziato 13 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti veneti. Ben venga che ci siano dei fondi per aiutare imprese che comunque ricordo che tuttora hanno investito moltissimo sulla sostenibilità anche rispetto, insomma, guardandomi intorno a quello che succede in giro per il mondo.